poteva immaginare un esordio migliore il Veneto nella prima giornata della UEFA Regions Cup. I ragazzi allenati da Fabrizio Toniuto hanno calato sul tavolo del match un poker d'assi, senza lasciare possibilità alcuna di appello all'Irlanda del Nord, che ha lottato sì, ma ha dovuto arrendersi alla grande determinazione e allo spirito guerriero dei veneti. La grande voglia di iniziare con un bel successo l'avventura nell'8ª edizione della Kermesse, che vede impegnate sotto l'egida dell'UEFA formazioni di calcio dilettanti da tutta Europa, ha permesso alla formazione di casa di archiviare la partita già nella prima mezz'ora di gioco, grazie a 3 reti, una più bella dell'altra. Ad aprire le danze è stato Ballarini del Vigasio, approfittando di un'indecisione in uscita del portiere irlandese Parr, che si è lasciato sfuggire la sfera dopo averla agguantata in presa aerea. Poi è salito in cattedra Lorenzatti dell'Union Pro, con questo potente destro a fil di palo dalla tre quarti campo, dopo un 1-2 con Gasparato. Infine ha realizzato la propria doppietta personale ancora Ballarini, che ha insaccato da pochi passi, raccogliendo un assist dalla sinistra sempre di Gasparato. Siamo scesi in campo senza sapere di che livello era il nostro avversario, e umili soprattutto, e quindi niente, abbiamo dato il cuore e ce la siamo cavata bene, insomma. 4-1 lo dice il risultato, quindi... Il tuo in modo particolare di cuore? Insomma, io sono stato fortunato che ho segnato 2 gol e speriamo che si ripeta, però comunque sia bravi tutti i ragazzi. Sul 3-0 i veneti hanno gestito alla grande, soprattutto in difesa, contenendo la reazione degli avversari in maniera egregia e ordinata, fino al 4-0 che nella ripresa ha portato la firma di Tegon, abile a saltare più in alto di tutti di testa in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il 4-1 della bandiera è stato realizzato da Moffà su calcio di rigore. Siamo scesi in campo con lo spirito giusto, è importante partire bene perché è la prima importante su un girone a 4 per poter vincere il girone, e siamo riusciti e siamo contenti. Abbiamo fatto una buona gara tutto sommato e gestita anche bene, e sicuramente il caldo ha influito nella prestazione di tutte e 2 le squadre, però abbiamo cercato di costruire, di giocare più palla a terra, e questo alla fine ci ha premiato, insomma. Siamo felicissimi, complimenti al mister, complimenti alla squadra, complimenti ai dirigenti, ma soprattutto complimenti a tutta quella centinaia di volontari che siamo riusciti a mettere in campo. Chi ben comincia è a metà dell'opera, non resta che dire avanti così fino alla fine.